Buonasera e bentornati. Come vedete questa sera parliamo di rifiuti e lo vedete un po' dallo scenario, abbiamo una scenografia che sicuramente si adatta al tema. Parliamo di rifiuti, parliamo di Veneto, parliamo di un'eccellenza tecnologica veneta nella raccolta e nella raccolta differenziata anche porta a porta del rifiuto. Gli ospiti questa sera, vedrete, ci accompagneranno e seguiremo tutto il percorso, da casa fino alle discariche o all'incenerimento. Con noi molto il pubblico che sarà protagonista e potrà fare le domande che riterrà più opportune ai nostri ospiti in studio. Cominciamo a conoscerli. Con noi l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte. Buonasera assessore. Buonasera, grazie, benvenuto. Matteo Cavattone, assessore all'ambiente Comune di Padova. Buonasera assessore. Buonasera. Abbiamo con noi poi Acegassa PS AMGA. Buonasera a Roberto Gasparetto, direttore generale. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Abbiamo poi Amelio Barco, consigliere di gestione ETRA SPA. Buonasera anche a lei, Carlo Emanuele Pepe, direttore generale ARPAV, che ci farà un po' il quadro della situazione, perché ARPAV controlla quello che è l'andamento dell'attività veneta, anche nel settore rifiuti, ma non solo. Buonasera, buonasera. Poi parleremo col presidente di Legambiente Padova, Andrea Aragona, buonasera. E avremo con noi anche Marina Lecis, consulente diritto ambientale Padova, sezione penale e portavoce ISDE. Buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo immediatamente parlando, assessore, un'eccellenza in Veneto. Il Veneto è un'eccellenza per l'Italia, ma sicuramente anche in riferimento ai paesi europei, per quello che è la raccolta e poi tutto il percorso e il trattamento del rifiuto. Sì, una regione d'Europa che ha dimostrato che soprattutto grazie a quella che è stata la consapevolezza dei cittadini, perché innanzitutto è questo che il Veneto ha dimostrato di essere stato veramente all'avanguardia, quello di aver fatto capire ai cittadini che, partendo proprio dalla raccolta differenziata, la questione del rifiuto, che poteva essere un problema, si sta trasformando un po' alla volta anche in una consapevolezza che può essere un'opportunità. Quindi una risorsa anche di lavoro, che dimostra vogliamo. intanto il livello anche di cultura di una appunto, regione che guarda con attenzione a quella che è un servizio, perché dobbiamo ricordare che è un servizio dato ai cittadini, un servizio però a cui i cittadini partecipano e sono proprio loro che hanno dimostrato, grazie poi anche a quella che è stata una scelta del territorio, partendo dalle amministrazioni comunali, dando responsabilità alle amministrazioni comunali di quello che è stato un percorso che ha visto proprio in obiettivi che riguardano la raccolta differenziata, ma soprattutto anche le scelte per quanto riguarda la gestione, l'indirizzo. È un'evoluzione che ha avuto e continua ad avere anche adeguamenti normativi che guardano a quella che è soprattutto la responsabilità. I famosi ATO, ambiti territoriali omogenei, perché si sono trasformati adesso in bacini, raccolgono territori, mettono insieme amministrazioni che danno un indirizzo, danno appunto anche gli obiettivi di quella che è dalla raccolta allo smaltimento e incidono in maniera notevole poi anche sui risultati. I risultati che dobbiamo ricordare in Veneto hanno raggiunto già il 65% della raccolta differenziata, ma che vede sicuramente un obiettivo importante, previsto anche nel piano regionale che si sta approvando, andrà in discussione nei prossimi consigli regionali, un piano che vede l'obiettivo del 75%, alzare quell'asta che sicuramente dimostra che dal rifiuto si può recuperare, si può riciclare, si può recuperare anche energia, ma è questo l'obiettivo, quello di portare il meno possibile in discarica, perché purtroppo lo sappiamo, abbiamo situazioni anche di rischio nell'ambito di quello che è stato la gestione nel passato di certe discariche, abbiamo siti che hanno bisogno di bonifiche, che hanno bisogno di interventi appunto di messa in sicurezza a livello ambientale e su questo dobbiamo capire che appunto nell'ambito anche del servizio della raccolta e dello smaltimento ci deve essere anche l'attenzione per la messa in sicurezza di queste aree che sicuramente sono pericolose ma devono essere gestite. Quindi un servizio al cittadino, una raccolta differenziata accurata, uno smaltimento accurato vuol dire anche tutela della salute del cittadino, questo è fondamentale e questo quindi anche la massima trasparenza da parte delle istituzioni. Noi abbiamo ARPAV qui con noi che appunto controlla un po' tutto l'andamento del rifiuto, dalla raccolta diciamo, poi allo smaltimento fino alle eventuali discariche. Ci può fare il punto della situazione in Veneto oggi?
Sì, grazie. Innanzitutto ovviamente ARPA è un ente di controllo, quindi controlla tutte quelle che sono le attività per quanto riguarda suolo, acqua e aria. Quindi non solo rifiuto. No, assolutamente, tutto a 365 gradi quello che riguarda l'ambiente. Io ho portato con me degli appunti che descrivono abbastanza in pillole quello che è stato una presentazione che è stata fatta a Roma come ogni anno con ISPRA, che è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente, per descrivere quello che è il modello di gestione dei rifiuti urbani in Veneto. Perché chiamano il Veneto? Perché attualmente il Veneto è sul podio d'Italia come regione. Quindi il Veneto come esempio per il Paese? Come esempio, assolutamente. Per dare appunto dei flash, delle Prego. pillole, 33 aziende di gestione con bacini di utenza di media di 200-500 mila abitanti, quindi abbiamo due qui presenti. Abbiamo il 98,7%, una percentuale altissima per quanto riguarda la raccolta secco-umido. Alcune regioni d'Italia ci guardano distanziati veramente in maniera importante. L'82% dei comuni ha adottato il sistema porta a porta che permette di crescere come elevate percentuali, ha un prodotto molto migliore e ha migliore produzione ridotta di altri rifiuti. Quindi anche in questo caso sono 470 comuni, quindi l'82% dei comuni veneti, pare quasi il 70% della popolazione che fa il porta a porta. Per andare sempre in velocità abbiamo una quantità di 662.000 tonnellate di organico raccolto in Veneto, sono 134 kg per abitante, dove abbiamo una potenzialità di impianti, quindi la capacità degli impianti è notevole per quanto riguarda il Veneto, di 1 milione di tonnellate. Di questi 662.000 tonnellate raccolti, 200.000 tonnellate vengono certificati da ARPA come compost certificato. Anche qui possiamo andare eventualmente a dire che sono una ventina di impianti di medie e grandi dimensioni, 50 in piccole e via dicendo. Un dato anche importante, perché qui è fondamentale ovviamente la partecipazione del cittadino, perché è il cittadino che dà un contributo fondamentale alla riuscita, ovviamente insieme agli enti locali, alla regione, quindi ai comuni e alle aziende. Perché se il cittadino sbaglia a differenziare, rovina ovviamente a cascata tutto il lavoro di recupero, diciamo, del materiale. Esatto. Un dato importante, il 18% delle raccolte differenziate avviene tramite i centri di raccolta. Il 97% della popolazione del Veneto può usufruirne o di un centro di raccolta o come si chiama, riciclerie, alcuni le chiamano come vogliamo. Quindi dove posso portare la lavatrice, la bicicletta, il prodotto tecnologico, sono questi? Esattamente, pneumatici o quant'altro, eccetera, la vecchia poltrona o quant'altro, eccetera. Questo sfruttando il fatto che i comuni o in convenzione o all'interno del proprio comune hanno appunto una ricicleria, portano ad avere il 18%, dare come mattoncino, diciamo Lego, il 18% della raccolta differenziata. Andando ancora un po' in velocità abbiamo una 70 impianti di compostaggio, quindi 10 digestori anaerobici, 200 piattaforme di selezione della frazione secca residua, 10 impianti di selezione e appunto i RAE, quelli che come diceva prima sono lavatrici, televisori e quant'altro, 25 impianti di recupero degli ingombranti e 6 impianti di recupero della terra di spazzamento che una volta non era recuperata ma andava in discarica. Quindi questi sono ancora alcuni diciamo flash, ma dopo sempre grazie ai cittadini e grazie anche a volte anche a tante associazioni che danno un aiuto con tutte quelle che sono iniziative di prevenzione, abbiamo tante attività che possono essere dall'Ecofest, i mercatini dell'usato e quant'altro che danno un contributo. Non voglio dimenticare sempre il cittadino, quindi con la propria iniziativa, che quasi 100.000 tonnellate, 110.000 tonnellate all'anno di rifiuto organico non lo mettono in strada. Cosa voglio dire? Utilizzano quello che è il compostaggio domestico quando il comune appunto lo consente, quindi le compostiere, per fare il compost all'interno di casa, quindi nel proprio giardino, eccetera. Quindi evitando il traffico di automezzi per la raccolta e comunque è un fondamentale contributo che viene dato. Ultimo flash che darei, dopo magari ritorniamo se vogliamo fare approfondimenti, è fondamentale
visto che tutti quanti noi abbiamo bisogno dei cittadini nella maniera più totale assoluta, è l'informazione capillare costante che viene data. Quindi anche ai giovani, quindi creare una cultura, diciamo, assolutamente. Beh, anche noi stessi come ARPAV, noi svolgiamo tante iniziative per quanto riguarda le scuole primarie, secondarie, primo grado e secondo grado. Per noi è fondamentale andare a sfruttare ogni iniziativa che abbiamo, perché soprattutto i ragazzi più giovani sono come delle spugne che portano a casa tutte quelle che sono le attività che facciamo vedere e sono di grandissimo aiuto. Un dato in particolare, anche qui nel 2005 c'è una media di 0,82 euro ad abitante di costo per la spesa per l'informazione, nel 2013 siamo saliti a 1 euro a abitante. Bene. Ottimo, questi i primi dati, poi vi interrogo tutti quanti tra il pubblico se li avete imparati per benino. Ma scherzi a parte, se vediamo una prima slide che riparte proprio dalle parole di Pepe, vediamo come la differenziata, la regia ci segue con la prima slide, la raccolta di rifiuti differenziata sia un 63,6%, eccola qua, con un residuo del 36,4%, questi sono dati Veneto relativamente al 2013. Andiamo alla seconda. E vediamo come il rifiuto urbano, qui c'è un confronto nel tempo, per cui il residuo è la colonna rosa, diciamo, e la parte azzurra invece è la raccolta differenziata. Vediamo come è cresciuta nel tempo. Questo sicuramente è per l'attività del cittadino che si è impegnato nella distribuzione del rifiuto correttamente, ma anche l'attività della regione e dei singoli comuni. Assessore Cavaton. Passo la parola a lei perché sono i comuni poi i protagonisti e di fianco ai cittadini che permettono poi il raggiungimento di questi risultati. Beh, guardi, il raggiungimento di questi risultati è, oltre che come obiettivo primario, quello di rispettare sempre di più l'ambiente e di attuare buone pratiche per il riciclo del rifiuto e quindi bruciarne sempre meno o scaricarne in discarica sempre meno, reimettendolo nel circolo produttivo, è anche quello di pesare sempre meno sui contribuenti, perché i cittadini godono di un servizio che però paghiamo tutti attraverso una tariffazione che si chiama Tari. Quest'anno il Comune di Padova è riuscito a ottenere, le faccio un esempio, dato che si danno i dati stasera, all'incirca sono stati stimati 800.000 euro di contributo CONAI, che è il consorzio che ripaga le amministrazioni che fanno maggiormente riciclo e riutilizzo e riuso del rifiuto. Questi serviranno proprio per abbassare la tariffa a carico dei cittadini padovani. Stamattina abbiamo annunciato che per il 2015 i padovani avranno una bolletta meno cara del 5% rispetto all'anno precedente. E noi posso chiedere come viene calcolato questo pagamento che la famiglia, diciamo, deve sostenere annualmente per il rifiuto? Il Comune concorda il costo dello smaltimento, della raccolta, dello smaltimento e dei servizi correlati che in questo momento sono affidati appunto all'azienda Acegas APS Amga e attraverso una serie di indici, e quindi stabilisce, monitorato da un ente terzo che oggi è il commissariato ente di bacino e domani sarà il consiglio di bacino di cui parlava l'assessore Conte, che indirà tra l'altro anche la gara. Deciso l'ammontare del costo complessivo, e a spanne sono IVAti all'incirca 40.900.000 euro per il Comune di Padova, questo è il costo dello raccolta, smaltimento del rifiuto e servizi correlati, che significa anche pulizia delle strade e quant'altro, vengono poi trasfusi attraverso un algoritmo, attraverso il regolamento comunale della Tari, che decide quale è la somma che verrà tariffata a ciascuna tipologia, perché ovviamente il regolamento si basa su determinati parametri che sono la metratura quadrata dell'appartamento o dell'immobile preso in considerazione, il numero di abitanti se si tratta di unità abitative, la categoria merceologica se si tratta di un esercizio commerciale, se si tratta di un luogo di culto, di un immobile dove viene esercitata attività professionale e via via. È ovvio che riducendo erano nel 2014 il costo totale
del servizio di gestione, raccolta, smaltimento, rifiuto e quant'altro era di all'incirca 43 milioni e 300 mila euro, portandolo a 40 e 900 mila abbiamo avuto un risparmio, una diminuzione del costo di 2 milioni e 300 mila euro circa. In proporzione pagheremo un pochino. E abbiamo deciso, un pochino, in tempi di crisi mi sembra una controtendenza, anche perché l'amministrazione comunale fatica a come dire, far quadrare i conti, e quando riesce a diminuire le bollette a carico dei cittadini, devo dire anche con un impegno dell'azienda e dell'ente gestore, penso sia una buona notizia e quasi una novità. Certo, allora in questo senso il nostro giornalista Emiliano Schincaglia ha fatto un percorso attraverso le principali aziende dedicate appunto allo smaltimento. Vedremo ETRA e vedremo Agegas, APS, AMGA. Cominciamo con ETRA, se la regia ci segue. Abbiamo avuto un cicerone d'eccellenza, Peter Ilev, responsabile comunicazione ETRA, che ci ha spiegato come vanno utilizzati i bidoncini che vedete qui alle mie spalle, che tutti tutto sommato conosciamo. Ma poi il piatto di plastica lo posso buttare, la forchetta di plastica, cambia qualcosa? A volte servono veramente delle competenze specifiche per non sbagliare, perché poi una raccolta differenziata non corretta vuol dire pagare un pochino di più quello che è la gestione del rifiuto, quindi appunto le tasse che noi paghiamo al comune. Vediamo il primo contributo. Prendiamo subito la nostra cappasanta, o meglio quello che rimane dopo aver mangiato la cappasanta. Tanti penserebbero che si tratta di un rifiuto umido, perché è un resto di cibo. Purtroppo non è compostabile, non può essere mangiato dai batteri e dai vermi, e di conseguenza finisce nel secco non riciclabile. Contenitori in materiale poliaccoppiato, un po' carta, un po' plastica, un po' metallo, che adesso possono tranquillamente essere buttati nella carta e cartone, ovviamente senza la cannuccia, perché poi vengono separate, si recupera la cellulosa e si recupera anche la plastica e metalli, imballaggi di plastica, perché di plastiche ce ne sono tanti. Ad esempio prendiamo lo spazzolino da denti e qua abbiamo anche il suo contenitore. Sono tutti e due oggetti fatti in prevalenza di plastica, però il contenitore è un imballaggio, quindi per il regolamento che c'è tra produttori di imballaggi, consorzio di riciclo degli imballaggi, questo oggetto può essere buttato nella plastica. Mentre lo spazzolino da denti, così come i giocattoli di plastica che non sono imballaggi, vanno buttati nel secco non riciclabile. Piatti e dei bicchieri usa e getta. Fino al 2012 venivano considerati rifiuto secco non riciclabile perché non rientravano nella categoria degli imballaggi, così come anche le forchette, coltellini e cucchiaini posati in plastica. Per fortuna dal 2012 c'è stato un accordo tra i comuni, il consorzio del riciclo e produttori di bicchieri e piatti di plastica. Attualmente quindi possono finire dentro gli imballaggi di plastica, sia i bicchieri che i piatti. Non vale ancora questo discorso per cucchiaini, forchette, cioè le posate di plastica, che sono ancora ritenuti degli oggetti, non imballaggi, e finiscono nel secco. Per una bottiglia in tutto l'umido non è che si blocca il processo, però ci sono delle penali e si rischia anche di perdere tutto, diciamo, tutto lo scopo della raccolta differenziata, perché in un carico di plastica, di imballaggio di plastica, quando noi superiamo una percentuale permessa di errore, dopodiché quella plastica non viene più accettata da chi la prende. Quindi sono tutti soldi buttati all'aria, e in più quel materiale dopo dobbiamo arrangiarci a smaltirlo, magari nell'inceneritore, cosa che non vorremmo che accada. Amelio Barco, consigliere di gestione ETRA. Questa è un'attività che il cittadino deve fare per pagare meno tasse per l'asporto rifiuti, e quindi consentire ad ETRA e le realtà che fanno questa attività poi di lavorare correttamente. Ma partiamo da un elemento che certamente è importante, almeno, e mi pare che alcuni dati che sono stati dati confermano già questo elemento. C'è un problema di educazione, c'è un problema anche di coscienza. Allora, una grandissima area di ETRA ha iniziato a fare la differenziata già nel 1997, credo che il dottor Gasparetto la conosca bene perché era in passato direttore generale. E perciò in questo caso è un elemento che in qualche modo aiuta non poco questo processo. Poi è chiaro che mai abbassare l'attenzione su queste questioni. L'altro elemento è l'educazione all'interno delle scuole. Noi tocchiamo centinaia e centinaia, per non dire oltre 15-20 mila bambini, ragazzi dalle
le scuole materne fino alle E scuole qual è la superiori risposta dei ragazzi? è straordinaria. Meglio dei È genitori, straordinaria, quindi. non ci riusciamo a volte a rispondere a tutte le domande che ci pongono. Questo ragazzo che in qualche modo ha presentato in questo momento questo video è uno dei nostri e che opera dalla mattina alla sera all'interno dei plessi scolastici con grandissime soddisfazioni. C'è un coinvolgimento straordinario, direi che c'è stata una crescita eccezionale. Questo è un primo dato. L'altro dato è che giustamente c'è un problema anche di normative. Non è possibile che da un anno all'altro si possa spostare il piatto dal secco alla plastica, eccetera, eccetera. C'è un problema anche di comunicazione, perciò il problema della comunicazione deve essere fatta in modo molto sintetico, veloce, attraverso le nostre strutture, eccetera, ma che poi riesca a penetrare all'interno della struttura familiare, perché sappiamo benissimo com'è composto il nostro territorio Certo. sociale. Allora, noi Giovani, per completare la meno giovani, anche formazione anziani che non abbiamo sempre chiesto a acquisiscono. Peter di portarci e mostrarci il percorso della carta, capire dove va il Tetra Pak. Andiamo col prossimo servizio, seguiamolo. Partiamo dal nostro contenitore di poliaccoppiato, lo buttiamo nella carta, stando anche attenti ovviamente a non metterci la cannuccia dentro, quindi vuoto così com'è, finisce nella carta. Da qua passano i miei colleghi con il camion compattatore, raccolgono la carta e si dirigono dritti a Campo d'Arsego. Benvenuti all'impianto di selezione della carta di Campo d'Arsego. Qua è dove arriva tutta la carta del territorio ETRE. Una volta che i compattatori hanno raccolto la carta, prima di tutto vengono, diciamo, scaricati i camion qui davanti a noi, dove dovremo trovare solo esclusivamente carta, cartone, Tetra Pak, quindi poliaccoppiati cartoni per bevande. Purtroppo già a primo d'occhio si comincia a vedere plastica, non va bene. Si intravede sotto in basso un CD, il CD nonché anche un codice fiscale di qualcuno che l'ha buttato, però queste sono anche le curiosità del mestiere. Rimane il fatto che la plastica qua non dovrebbe esserci. Una volta che abbiamo scaricato il materiale, finisce tutto in una serie di macchinari e nastri trasportatori che prima devono togliere i metalli, dopo devono selezionare in base al peso e alla tipologia tra carta, cartone e Tetra Pak. Si usano anche le tecnologie con i raggi ottici per poter rilevare se si tratta di cartone piuttosto che di un poliaccoppiato con presenza di metallo. Dopodiché si preparano chiamiamoli pure dei cubi, più o meno di 1 tonnellata ciascuno, in base se si tratta di carta, cartone, Tetra Pak e purtroppo anche l'avanzo che è quello della plastica e i sacchetti di plastica. I comuni che fanno la raccolta differenziata dopo vedono riconoscersi il guadagno della raccolta differenziata sotto ritorno economico da parte dei consorzi. In Italia abbiamo il Consorzio Nazionale degli Imballaggi che è suddiviso in Corepla per la plastica, Comieco per la carta, quindi più un comune riesce a riciclare la carta piuttosto che la plastica, più poi riesce magari a non aumentare le bollette piuttosto che a contenere i prezzi del servizio asporto rifiuti. E attraverso il recupero abbiamo anche la produzione di energia, in questo caso il biogas. Se vediamo il prossimo servizio vediamo come. Vi ricordate il famoso bidoncino marrone, quello un po' puzzolente che teniamo tutti sotto il lavello oppure nel garage? Il famoso rifiuto umido. Qua è dove finisce dopo che viene raccolto dai nostri colleghi e viene stoccato. Da qui in poi inizia il grande lavoro. Prima di tutto bisogna cercare le impurità, quindi ci sono pezzi di ferro che non dovrebbero esserci, ogni tanto cade qualche cucchiaio e c'è il deferrizzatore, una sorta di calamita magnete che riesce a recuperare il materiale estraneo. Dopodiché ci sono gli errori frequenti. La cappasanta, una volta che noi ce la mangiamo, la conchiglia non può finire nell'umido. È un problema dopo sia estrarla dal resto dell'umido, sia eventualmente quando in fase di pulizia del digestore può creare problemi. Altri errori comuni sono le ossa. Le ossa grandi non vengono mangiate dai batteri decompositori e quindi devono finire nel secco non riciclabile. L'umido viene disciolto e finisce dentro la cisterna, detta anche digestore. Dentro il digestore avviene il vero processo di biodegradazione della materia, viene mangiata da batteri metanogeni che si nutrono quindi del rifiuto, lo trasformano da un lato in materia organica che dopo viene trasformata in compost, concime. Dall'altro lato si produce il biogas. Il biogas contiene 60% di metano, viene raccolto e accumulato dentro il nostro gasometro. Da lì è pronto per finire
al generatore di corrente elettrica alimentato grazie al gas. Quindi viene trasformato in energia pulita, rinnovabile, con tutti i vantaggi. Energia pulita e rinnovabile attraverso i biogas, però ci siamo domandati, la popolazione che vive attorno a questi impianti, che tipo di odori può sentire, visto che c'è questo materiale in continua fermentazione. E andiamo a vedere la tecnologia cosa ha permesso, un enorme Arbre Magique, se mi consentite il paragone. Prego. Non tutti sanno che i moderni impianti di biotrattamento, e quindi dove si parla di rifiuto umido nonché fognatura, non hanno più prodotti secondari, cioè puzza, a livelli pericolosi oppure dannosi per i vicini di casa, grazie a una tecnologia semplicemente naturale. Si tratta di cortecce di alberi, cortecce di pini, il famoso Arbre Magique che si trova anche nelle macchine, che ci aiuta a nascondere l'odore sgradevole che potrebbe uscire da un impianto di trattamento di rifiuti. L'aria dentro l'impianto viene tenuta a pressione inferiore rispetto all'esterno, in modo che non fuoriesca da sola, viene poi aspirata attraverso delle pompe e insufflata sotto questo biofiltro, in modo che non fuoriescano questi cattivi odori. I vicini di casa, cioè chi abita nei paraggi dell'impianto, riesce a digerire meglio la coesistenza. Ovviamente non si tratta di andare di nascosto di notte in altopiano e tagliare gli alberi, si tratta di cortecce di alberi, tutto ovviamente regolamentato, la Guardia di Forestale ci conosce, non ci sono problemi o danni ambientali. Stiamo vedendo da casa fino alle discariche, fino ai centri di trattamento del rifiuto, cosa succede, qual è il percorso effettivo. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlarne qui alla Reporter Sera.